In un colpo solo il Nova Feltia compie l'impresa, scavalca Diego Remasi Torello in classifica vincendo sul campo della seconda della classe Gran Amica. Gli uomini di Costantini partono forti, Pavani prova a piazzare il colpo del KO già dopo soli 2 minuti di gioco. Farinella accompagna con lo sguardo il pallone. I gialloblu passano al sesto, lancio in profondità a cercare lo scatto di Sumain. L'ex Sant'Arcangelo mette la quinta e chi lo ferma più? Dinanzi a Farinella trova il pertugio giusto per l'1-0 del Nova Feltia. La squadra di Costantini appare ordinata, pronta a sfruttare la dinamicità dei suoi contropiedisti, tanto che Gran Amica deve affidarsi alle conclusioni da fuori area, ma Olivieri passa una prima frazione di gioco in maniera inoperosa, anzi il Nova Feltia sfiora il raddoppio sul finire di tempo, immagini che non ci permettono di decifrare l'incaricato di turno, ma Farinella tiene a galla i suoi. Nella ripresa il Gran Amica viene avanti con una percussione sulla destra, Olivieri vola ma il pallone per fortuna sua termina sul fondo. Il Nova Feltia non si scompone, anzi attacca, divorandosi di testa il possibile gol della sicurezza con Evaristi. Il Gran Amica in contropiede prova a cercare il guizzo vincente, Olivieri in uscita costringe l'avversario a defilarsi con il pallone che attraversa la linea di porta senza trovare deviazioni vincenti. Il Nova Feltia si diverte, gioca in scioltezza senza paura, sfiorando nuovamente la marcatura. Farinella ancora una volta decisivo e protagonista. Giallo-blu insidiosi con un calcio piazzato che termina sopra la traversa di Farinella. Al 32esimo gli ospiti rimangono in 10 per l'espulsione rimediata da Guerra per doppia ammonizione. Qualcuno si chiederà se cambierà lo scenario in favore del Gran Amica, manco a dirlo. Il Nova Feltia risponde presente, prima in contropiede Evaristi si fuma tutta l'erba del campo divorandosi nuovamente 2-0, poi Camarà con l'arma micidiale di quest'oggi, alias contropiede, scarta tutti, compreso le margherite, prima di accompagnare il pallone in fondo al sacco per il 2-0 e via alla festa giallo-blu. Festa che viene completata, manca a dirlo, dall'ennesimo contropiede firmato da Evaristi. Fiumi di parole, musica in sottofondo, Evaristi in area viene atterrato da Farinella procurandosi rigore che Piva trasforma per il definitivo 0-3. Festa finita, manca a dirlo, Evaristi nel finale chiama ancora Farinella l'attenzione, 0-3 può bastare per un trionfo che vale speranza chiamata salvezza. No!